Dunque oggi 2 novembre ricorre il giorno della commemorazione dei defunti, la tradizionale messa al sacrario dei caduti al cimitero Bonamorone ad Agrigento. A valorizzare il tempo che Dio mette a nostra disposizione per seminare amore, ci ha suggerito il Vangelo, ma anche per vivere la convivialità tra di noi. Quella convivialità sicuramente un messaggio di speranza, perché per noi cristiani è una giornata in cui ricordiamo i nostri cari, nello stesso tempo anche ringraziamo il Signore per averli messi accanto a noi durante l'esperienza che abbiamo condiviso. E poi per noi è anche l'occasione per rinnovare la nostra adesione al Vangelo, e quindi il messaggio non può essere che quello della speranza cristiana, solidali con Cristo nella sofferenza e nella morte, ma solidali con Lui anche nella risurrezione. E sarà anche un messaggio anche rivolto a noi che ancora militiamo sulla terra, perché possiamo valorizzare il tempo che Dio mette a nostra disposizione per poter tessere relazioni vere, e soprattutto per valorizzare quando Dio mette a nostra disposizione nel nostro cammino. Significa anticipare in questo modo già qui in terra quella dimensione di paradiso che poi vivremo in pienezza alla presenza di Dio. Con la certezza del premio meritato dalla misericordia. E come ogni anno il CEPASA, il Centro Promozione Azione Sociale di Agrigento, presieduto da Paolo Cilona, ha reso omaggio alla tomba del mecenato inglese Alexander Hardcastle, promotore degli scavi nella Valle dei Templi agli inizi del XX secolo. Dopo aver ricordato i cari, che poi per me sono cittadini importanti di Agrigento, perché sono stato prima a vedere la tomba di Niccolò Gallo, poi sono andato a vedere la tomba e a deporre dei fiori alla tomba dei fratelli Finazzi, che sono morti durante la prima guerra mondiale, e dulcis in fundo, come ormai mia abitudine e tradizione, recarmi alla tomba del capitano inglese, grande mecenate, che ha fatto tanto per la Valle dei Templi, ma anche per il centro storico agrigentino. È un dovere da parte di ogni cittadino agrigentino andare lì e deporre almeno un fiore per ricordare questo rapporto che c'è tra Agrigento e il capitano inglese. Quello che più mi dispiace della vicenda è che la tomba è ad alto rischio, perché si sono aperte delle grosse fessure con delle radici dell'albero che certamente fra non molto porteranno la tomba verso giù a valle, quindi è una distruzione che il capitano non merita. Io mi rivolgo all'amministrazione comunale di provvedere con urgenza di intervenire per salvaguardare la tomba del capitano inglese.